irreperibili dal 23 maggio 92, il diario personale del giudice Falcone, presumibilmente annotato al computer. L'estensione di memoria dettata da Bank Casio, ritrovato nell'abitazione dei Romani Giovanni Falcone, qualche giorno dopo la strage, con il disco rigido cancellato. Quindi non è soltanto la sparizione dei documenti, ma anche la manomissione di quelli già agli atti. L'agenda di Paolo Borsellino, con il simbolo dei carabinieri sulla copertina rossa in pelle, conservata nella borsa che il magistrato ha sistemato nel bagagliaio della Croma, dove è stato assassinato con 5 componenti della scorta il 19 luglio 92. Gli appunti di Totò Reina, che il capomafia teneva conservati nella cassaforte della villa di Via Bernini, suo ultimo nascondiglio, prima dell'arresto, la mattina del 15 gennaio 93. Queste prove non sempre sono state sparite dopo un delitto o dopo una strage, ma a volte anche prima. E allora il mio romanzo aveva un'ambizione, cioè quella di far riflettere il lettore su dove sono andati a finire questi documenti. Sono spariti, sono stati bruciati, li conserva qualcuno. E allora nel mio immaginario, nella storia, ipotizzo che c'è un deposito segreto in cui qualcuno è custode di tutti questi atti. Infatti proprio all'interno della storia Giuseppe si scontrerà contro questi poteri forti, quindi in qualche modo sceglie anche Fabio di trattare dei temi a volte anche molto scomodi. Quindi anche da questo punto di vista il tuo coraggio nel primo libro, in cui tu sei appunto l'autore, vai a trattare già dei temi che magari molti cercano di rifiutare proprio perché di difficile gestione sul titolo. Tu scegli l'orizzonte, il concetto di orizzonte che è un concetto che per natura è di lontananza, perché c'è sempre un altro orizzonte dopo un orizzonte, quindi insomma non ci si arriva mai. Ecco, tu perché vuoi scegliere questo tipo di titolo? Cioè inconsciamente già ci fai capire che insomma Giuseppe entrerà in un percorso così tortuoso. Perché l'orizzonte è comunque un punto lontano, una linea immaginaria, quindi torniamo al concetto di coraggio. Per andare a vedere cosa c'è oltre l'orizzonte, allora io prendo spunto da questo titolo per dare maggiore linfa al concetto di Giuseppe che è alle prese con la ricerca di questa verità e comunque deve arrivare a quell'orizzonte passando mille ostacoli, mille peripezie, per andare a vedere cosa c'è dietro quella linea, se c'è la verità o un altro abisso nero ancora più lungo, ancora più nero, perché lui non lo sa ovviamente cosa si può aspettare dalla ricerca che sta facendo. Certo. Allora lui deve capire perché lo zio l'hanno ucciso e deve andare a vedere oltre questo orizzonte che cosa c'è, non limitarsi alla storia ufficiale che comunque Forse nel mio immaginario lo zio era un po' Mino Pecorelli, non so, adesso ripercorriamo la storia un po' di Mino, che lui scriveva maggiormente contro Andreotti, no? E la notte in cui è stato ucciso lui aveva mandato in stampa la sua rivista che sarebbe uscita il giorno dopo con degli elementi scottanti che parlavano di Andreotti. Lui ovviamente non è mai arrivato a portare in stampa i suoi documenti e all'agenzia del giornale arrivò un altro tizio che non era lui, consegnò un'altra busta alla redazione dicendo questo è quello che Mino deve pubblicare.